www.castelloincantato.it. La notizia corre in rete. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Viva! Viva Maria!
Maria, Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nostra Signora delle Grazie, Viva! Viva la Bologna delle Grazie! Viva! Viva la Bologna delle Grazie! Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne,
benedetto il tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Oggi onora Dio festevole, ora e viene, o Santa Vergine, prega per me. O Santa Vergine, prega per me. Viva Maria! Viva Maria! Viva la Madonna delle Grazie! Viva la Madonna delle Grazie! Abbiamo parlato da raccomando su Facebook. Andrò a vederla unì, in cielo patria mia, andrò a vedere Maria, mia gioia e mio amore, al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla unì, al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla unì. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sarete, viva Maria! Arriva, viva Maria! Dai, viva Maria! Viva Maria!
O Maria, sei madre di bontà, sei la madre di Dio e dell'umanità. Tu sei colei che ha detto sì, donna bellissima, prega per noi. Specchio del Signore, prega per noi. Luce del mattino, prega per noi. Ospite di Dio, prega per noi. O Maria, maestra di umiltà, o Maria, sei madre di bontà, sei la madre di Dio e dell'umanità. Tu sei colei che ha detto sì, Vergine, colomba tutta pura, nessuna creatura è bella come te. Prega per noi Maria, prega per i figli tuoi, Madre che tutto puoi, abbi di noi pietà, abbi di noi pietà, vorrei salire al cielo. Viva! Viva la Madonna delle Grazie! Ci congediamo dalla Madonna per dirci ci rivedremo l'anno prossimo, no, ma vuole essere un nostro impegno. Ieri dicevo nella preghiera dei Vespri, Maria che andò a visitare la cugina Elisabetta
dei Vespri, Maria che andò a visitare la cugina Elisabetta. Lasciamoci visitare, avevo detto, da Maria. È vero, Maria è venuta a visitarci nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nelle nostre abitazioni. È passata per le nostre strade benedicendo con la sua materna intercessione. Gli vogliamo dire grazie, ma un grazie significa continuità nella vita, nella nostra vita spirituale, significa impegno di preghiera, impegno, ecco, di praticare la parola del Signore, di leggerla, di meditarla. E allora gli vogliamo dire grazie per quello che il Signore ci ha detto proprio in questo giorno solenne. Maria alle nozze di Cana disse ai presenti: fate tutto quello che mio figlio vi dirà. È vero, quante cose oggi il Signore ci ha suggerito, quante cose ha sussurrato al nostro orecchio, alla nostra anima, alla nostra vita. Allora ne facciamo tesoro di queste grazie, di questa sua presenza in mezzo a noi. E allora, se vi siete muniti del Santino, ecco, prendiamo con animo lieto, recitiamo la preghiera alla Madonna. Poi un grazie va alle gentili autorità qui presenti, il sindaco, l'amministrazione comunale per la collaborazione della festa, al comandante della caserma dei carabinieri, il maresciallo, alla polizia municipale, ai volontari vari, ma in modo particolare, così come vi dicevo prima, ecco, della processione durante la messa, il nostro grazie va ai fedeli che hanno contribuito per il restauro della corona e dello stellario della Madonna, come anche il nostro grazie va ai sacerdoti, naturalmente sono nostri compaesani, ma in modo particolare il mio grazie di cuore va, come sempre, a Padre Liborio, che in questi giorni veramente mi ha dato una mano d'aiuto. Tra l'altro ieri mi sentivo poco bene e naturalmente col suo braccio forte che ci potremo vedere, braccio forte, mi ha dato veramente una mano di aiuto. E il nostro grazie, come anche a Padre Catarinicchia e a tutti voi, fratelli carissimi, cari emigrati. Il nostro grazie è il nostro ricordo nella preghiera, perché noi vi ricordiamo sempre, noi di Acquaviva, e tra l'altro la vostra venuta ad Acquaviva ci riempie il cuore, perché d'inverno, parliamone chiaro, 4 atti sì. Bravo! E allora naturalmente ci riempie il cuore vedervi così numerosi e così giovani, perché naturalmente sapete che la popolazione c'è una buona percentuale di gente super giovane, mi capite, no? Poco fa abbiamo incontrato una nostra compaesana di 102 anni, mi pare, sì, a Zacalite, quindi vi immaginate. E allora passo ora il microfono al signor Sindaco perché vuole salutarvi e salutare tutti. Buonasera a tutti, cari concittadini, cari emigrati, amici e conoscenti dei paesi limitrofi che ci onorate con la vostra presenza. Io stasera prendo la parola soltanto per rubarvi qualche minuto, per salutarvi affettuosamente, per onorare la nostra Madonna delle Grazie, protettrice degli emigrati, ma una festa a cui teniamo anche noi residenti e che è abbastanza partecipata, l'abbiamo visto in questa processione. È vero che la festa della Madonna delle Grazie per noi è importante perché c'è il ritorno di tanti emigrati, quindi per noi è rivedere i parenti, rivedere gli amici, rivedere le persone che si conoscono, vedere questa atmosfera che si crea ogni anno in questo periodo estivo per noi è motivo di orgoglio, e per questo voglio approfittare per ringraziare tutti gli assessori, tutti i consiglieri comunali che insieme a me con sacrificio per trovare risorse economiche per far sì che
nel periodo estivo si possono celebrare le feste, animare e far divertire le persone che vengono da fuori e anche noi che stiamo qua, perché no? È un grosso sacrificio economico per un comune così piccolo come il nostro. Noi ci sforziamo tutto l'anno per cercare di recuperare risorse, finora ci siamo riusciti, credo, in maniera sufficientemente bene. Non voglio dire che siamo bravissimi, siamo bravini se ce lo consentite. Spero di rivedervi sempre più numerosi nei prossimi anni. È vero che la Regione Padre Rosario siamo 4 gatti, ma sorci però quindi ringrazio a Padre Rosario per la sua disponibilità nei nostri confronti, è sempre disponibile. Ringrazio la caserma dei Carabinieri con il maresciallo Faraone che collabora egregiamente con noi, no? Collaboriamo noi con lui e lui con noi, voglio dire, c'è una sinergia per far sì che tutto funziona, anche loro fanno sacrifici con ore massacranti di servizio, ce ne scusiamo, però è quello che possiamo fare, è solo questo. Ringrazio il comando dei vigili urbani sempre presente e stasera consentitemi di ringraziare pure a Carlo Scippetta che come vedete è qua con noi ed è un nostro compaesano che con la sua presenza mi onora e penso che onora tutti voi, perché è sindaco di un paese vicino Nizza che si chiama Carros e che è un paese di circa 12.000 abitanti, quindi per noi è motivo di orgoglio e soddisfazione averlo qua con noi a passare con la famiglia qualche giorno di vacanza, quindi credo che sia giusto fargli anche un applauso se volete. Grazie a tutti, scusate se dimentico qualcuno, spero che il prossimo anno sarete ancora più numerosi, siete più numerosi stavo dicendo, e noi ci sforzeremo di farvi trovare una festa dignitosa. Grazie a tutti e buona permanenza ad Acquaviva. Sembra che qualcuno ce lo dimenticava, non perché chiedo scusa e chiedo venia, un applauso e il nostro ringraziamento va non solamente per questa processione, ma per tutte le processioni, per i nostri cari portatori che con spirito di sacrificio, veramente di sacrificio, ma accanto al sacrificio c'è anche la fede, va bene? Naturalmente sono sempre presenti e puntuali per portare naturalmente le bare in onore dei nostri cari santi. Io
Grazie, buonasera. Il nostro prosita a Daniele Lo Piccolo, che veramente si merita un altro applauso. Ecco, bravo. Naturalmente, ecco, se presenti la tua carriera così per... Sì, io sono Daniele Lo Piccolo, sono un tenore, vengo da Carini e innanzitutto vi ringrazio di avermi invitato questa sera qui. So che ci sono tantissimi emigrati, sono stato lo scorso anno per quasi un anno a New York, al Metropolitan di New York, e qualche amico qui questa sera, Pippo Ticara, mi ha chiesto, dice, potresti venire, ma con vero piacere. Poi se i concittadini sono tutti simpatici come il sindaco e il prete, mi sa che qualche villino qua me lo venga a fare, perché siete veramente molto accoglienti e molto simpatici. Un piacere, auguri per la tua carriera. Allora, ora, ecco, giriamo la nostra testolina verso sud per vedere e partecipare e godere lo spettacolo pirotecnico.